vedere come scaricare, craccare GTA San Andreas completamente in italiano. Allora, prima di tutto andiamo apriamo Google, andiamo su questo sito isohunt.com, scrivete www.isohunt.com, questo sito. Allora, qua nella ricerca di Isohunt devo schiacciare GTA San Andreas. Ok, è schiacciato il primo. Ok, una volta schiacciato viene download e download torrent. Voi dovrete schiacciare su download torrent perché lo scarica da file torrent. Allora, questo processo vale sia con un torrent che BitTorrent. Non cambia niente tra BitTorrent e BitTorrent. Una volta finito schiacciamolo. Voi adesso farete ok perché io l'ho già fatto, ok. Dentro cartella ci dovrebbe essere solo questo CD, questo file ISO. Ok, una volta finito andiamo su su questo file che si chiama Diamond 2 Slide. Se non ce l'avete ve lo metto nel link della descrizione così lo scaricherete. Allora aspettate che vi cancellate. Dai, aspettiamo che una volta finito dobbiamo andare su aggiungi immagine e cercare GTS adesso. C'è su una scusate, schiacciare dove l'avete salvato. Io l'ho salvato su download, quindi qua. Poi schiacciatelo e fate apri. Una volta aperto aggiungete periferica virtuale. Una volta aggiunto potete schiacciare sia qua poi schiacciare su monta. Adesso sto montando l'immagine, ce la sto montando. Ok raga, una volta venuto andate su. No, scusate, da voi dovrebbe venire autoplay, altrimenti andate su computer, tasto destro, fate apri autoplay e andare su questo escursione di testa.exe. Facciamo. Ok ragazzi, una volta venuto questo, cosa dovrete fare? Qua adesso io ce lo gioco GTA San Andreas perché io l'ho già giocato e voi non lo state scaricando, lo so, ma io l'ho già giocato, quindi a posto di gioco GTA San Andreas dovrebbe esserci installa GTA San Andreas e non dovrebbe esserci niente, in senso che non ci sarà questo rimuovi, fa lo stesso. Qua dovrebbe essere installa GTA San Andreas, voi lo schiaccerete e fate le varie robe che bisogna fare. Ok, una volta fatti però vi serve la crack. Come si fa la crack? Andate semplicemente su computer, andate su GTA San Andreas, apri, andate su Odorum oppure c'è scritto anche crack. Allora qua ci sono tre file, a noi ci serve solo questo file che GTA San Andreas significa. Fate coppia. Ok, quando fate coppia andate su computer, Windows C, programmi x86 oppure programmi chi ha il Mac, queste robe. Andate su programmi x86, Rockstar Game, GTA San Andreas, GTA San Andreas qua dovrete fare incolla. Ok, a questo punto il gioco dovrebbe funzionarvi al 100% se avete seguito come ho fatto, ma non sarà in italiano, sarà in inglese, che significa anche che è americano in inglese. Allora, questo processo dovrete che cavolo, allora, andate su, scusate, mi sono sbagliato, dovete restare, non dovete cancellare, dovete restare dove avete fatto così, dovete restare, ok, dovete restare qua. Allora, qua andiamo su text, adesso io ce l'ho così,
perché ho fatto dei processi, perché mio era italiano all'improvviso, mi ha detto americano, ma dopo ho fatto piccole modifiche, ma non vi succederà niente. Allora, vi dico come fare. Aspettate, dov'è che lo... ecco. Qua, quando... Adesso sto facendo l'esempio perché io ce l'ho in un altro modo. Allora, quando su text, su GTS adesso vi troverete un altro lingua italiano sotto German. Cosa dovrete fare? Eliminare American e su faccio finta che Italian German. Dopo andate su rinomina, scrivete su Italia, scrivete American, dopo vi sarà in italiano. Questo è proprio il gioco da breve partite senza problemi. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi un piace e commentate. Ciao.